Andiamo nel Veneto dove troviamo un sindaco riconfermatissimo, l'amico Antonio Bertoncello. Grazie. Allora, sindaco, mi pare che la giunta l'ha licenziata, tra virgolette, dunque, e abbiamo iniziato, meglio, avete iniziato a lavorare. Ecco, una domanda vorrei porre da Pordenone: quali sono i primi punti, insomma, da mettere in chiaro e far sì che siano poi concretizzati? Ma diciamo che stamattina ho convocato la prima giunta e, come sempre in queste occasioni, bisogna informare i nuovi assessori sulle modalità, i criteri, i giorni e le ore in cui loro sono chiamati ad affrontare gli argomenti, sia quelli di giunta, quelli in riferimento agli orari del pubblico, in riferimento al rapporto con la struttura. Successivamente abbiamo affrontato il tema che è quello più importante, che è quello del prossimo Consiglio Comunale, perché noi abbiamo un obbligo di convocare entro 20 giorni il Consiglio Comunale, e all'ordine del giorno saranno gli indirizzi programmatici, o meglio il programma della coalizione, che diventerà programma di mandato, oltre che a nominare tutte le commissioni, e poi le commissioni dovranno nominare i rispettivi presidenti. Successivamente c'è da approvare il conto consuntivo con l'avanzo di amministrazione, lo ripeto ormai fino all'infinito perché è stato frutto di un dibattito molto acceso durante la campagna elettorale, che registra un avanzo di amministrazione di 1.800.000 euro, uno degli avanzi più significativi degli ultimi anni. Ecco, Antonio Bertoncello, dunque stamattina alla prima giunta chiaramente non si è parlato solo di programmi e di indirizzi, ma anche del caso Pigozzo, caso che tiene banco. La dirigente è tornata dopo la maternità a lavorare in comune, però voi come giunta avete preso una posizione piuttosto chiara. Sì, diciamo che abbiamo discusso il caso questa mattina. Abbiamo deciso di acquisire copia del decreto che ieri il Presidente del Tribunale ha emesso per approfondire le motivazioni del rinvio a giudizio, e abbiamo anche ritenuto che il rinvio a giudizio di una dirigente del Comune per il concetto di legalità e di rigore che sta alla base della coalizione rappresenta un fatto grave, e quindi intendiamo affrontare subito l'argomento e anche con molta decisione. Credo anche che rispetto al pronunciamento del giudice conferma sostanzialmente che le decisioni assunte dall'amministrazione comunale nel recente passato sono state decisioni opportune. Adesso rimaniamo in attesa dell'esito delle indagini, e comunque abbiamo dato mandato al legale di seguire il caso e di consigliarci e di vedere poi in giunta quali sono i provvedimenti che ecco, ma in caso di colpevolezza voi che cosa decidereste? In che senso? Nel senso in caso di assoluzione? No, io credo che intanto è rinviata a giudizio, e quindi credo che, se non ricordo male, la prima udienza è fissata all'1 luglio, quindi è la sentenza che determinerà poi delle responsabilità o meno, finché una persona non è giudicata. Scusatemi, signori, io comunque, finché non è definitiva, non mi azzarderei a dire nulla, perché ho visto personaggi anche importanti e a me vicini che sono stati rinviati a giudizio, e poi lo stesso pubblico ministero ha chiesto scusa dicendo non hanno alcuna colpa. Quindi prima di puntare la pistola o di fare supposizioni o di dire l'ha presa su questo, l'ha presa su quell'altro per creare casino, atteniamoci ai fatti. È stata rinviata a giudizio, la magistratura farà il suo corso, se ha sbagliato pagherà, se non ha sbagliato sarà assolta, perché altrimenti, come sempre accade in questo paese, a 9 colonne si danno i titoli del rinvio a giudizio e in 3 righe si dice magari che è stata assolta, come è accaduto in tutto Tangentopoli. Leggetevi il libro di Tangentopoli, 1000 rinvii a giudizio, gente che si uccideva scannata e alla fine 3-4 sono stati condannati. Quindi calma e gesso. Calma e gesso. Siamo calmissimi. Siamo tutti d'accordo. Siamo d'accordo e calmissimi. Mi pare o no? È giusto o no, sindaco? Perché mi pare su questa storia qualcuno ci sta, insomma, smenando, mi pare. Grazie. È stato uno degli argomenti della campagna elettorale. È stato uno degli argomenti della campagna elettorale, che è stato anche troppo all'attenzione, e quindi io credo che invece sia un argomento che vada trattato nei luoghi giusti, con serietà e con onestà intellettuale.
L'errore è forse stato questo, no? Puntare su determinati argomenti tralasciando quello che interessa veramente alla gente. Ha ragione. Auf Wiedersehen. Grazie signor Sindaco.